L'ULSS 10 Veneto Orientale ha presentato la consegna di materiali informativi, tra cui alcuni libri da distribuire soprattutto nel reparto pediatria. Vediamo i dettagli nel servizio di Mauro Zanutto. Non solo cure e lunghi periodi di attesa in un letto di ospedale. Nella pediatria di San Donà di Piave c'è spazio anche per momenti di divertimento e di lettura. Il merito è del progetto Un libro, un sorriso, attivato dal 2008 dal comune di San Donà di Piave in collaborazione con l'ULSS 10 e l'associazione VIP Venezia Onlus, che prevede il prestito di libri in pediatria e che ora si amplia con una nuova fornitura anche in lingua straniera. Per noi è fondamentale avere questa possibilità, cioè di dare ai nostri ricoverati dei libri, dei momenti di gioia, dei momenti in cui possono veramente dimenticare il loro problema e anzi dopo vedere in positivo la degenza, vedere in positivo la loro malattia, insomma. Riuscire appunto a dare i libri in prestito ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria attraverso lo splendido lavoro che fanno i VIP Clown ci è sempre sembrata una cosa importante e continuiamo a portarla avanti. I nuovi testi sono stati forniti con il contributo del centro commerciale Piave. Quello che noi portiamo avanti come mission aziendale è proprio quello di divulgare dei concetti positivi, di aiutare e diffondere un messaggio che sia assolutamente positivo. In questo ringraziamo anche Librerie.coop che ha fornito questi libri, che ha lavorato 2 mesi per cercare libri di varie etnie, quindi abbiamo libri albanesi, cinesi, arabi, quindi veramente rumeni, si è venuto incontro alle persone perché chiaramente il mondo sta cambiando. I VIP Clown curano la distribuzione dei libri nella pediatria, lo fanno 2 giorni a settimana e in genere i bambini come si comportano, come vi accolgono? Ma ci accolgono naturalmente sempre in maniera positiva perché comunque portiamo colore, portiamo un momento di distrazione sia noi con le nostre gag, le nostre barzellette, i nostri modi da clown e sia chiaramente poi lasciando un libro, un volume che contribuiamo così a invogliare a prendere, magari leggendo qualche brano e animandolo. Il prestito dei libri in pediatria lo facciamo il mercoledì sera, indicativamente dalle 7:30 in poi, per 1 ora e mezza fino alle 9 e poi o il sabato o la domenica, dipende un po' da come girano poi i reparti, sempre appunto distribuendo assieme al nostro tipo di servizio di clown terapia anche i libri.